Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova, con me in cabina di regia anche Marco Mazzocco. Buona giornata Marco. Anche da parte mia aggiungo a tutti gli ascoltatori il mio più cordiale buon pomeriggio sportivo. Bene, allora andiamo a vedere subito le formazioni, visto che le due compagini sono già schierate agli ordini dell'arbitro in mezzo al campo. Poi allora cominciamo da Istrana con Berti, Rumiz, Frassetto, Mihaili, Furlanetto, Guzzo, Rigato, Faccioni, Gazzola, Vettoretto e Garbuio. In panchina con il tecnico Bonaldo troviamo Gobbo, Gasparini, Gallina, Zampieri, Mariuz, Gasparetto Filippo, Gasparetto Alex, Mazzoccato e Massimo Zanatta, classe 1978, che ricordiamo insomma da sempre perché è uno dei giocatori più anziani dei nostri campionati, ma anche quello più prolifico in questi anni. Eclisse Careni Pievigina che risponde con Della Colletta, Basso De Min. C'è una sostituzione dell'ultima ora perché dentro Riva e fuori Tomasi, che ha avuto un piccolo malessere nel riscaldamento. Segat, Mognon, Sanè, Damuzzo, Ianco, Sakayeva e Dalla Vedova. Questo l'11 di partenza. In panchina con Della Bella troviamo Davide Casagrande, Sakayeva Fitim, Riccardo Moretti, Davide Floris, quindi Nicola Tomasi, Francesconi Lorenzo, De Faveri Francesco, Casagrande Angelo e Diomandè Messev Mustafa, che parte ancora una volta dalla panchina. Intanto via alla gara arbitrata dal signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini, coadiuvato dai signori Massimiliano Avise e Quaglia della sezione di Mestre e dal signor Michele Gonella della sezione di San Donà di Piave. Primo pallone toccato dalla formazione di casa, ma poi conquistato subito dalla compagine dell'Istrana. Marco, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita condotta dall'Eclisse Pievigina, che comunque sia non all'arma bianca ma con raziocinio, in virtù di una classifica che è deficitaria ma che, visti gli ultimi risultati, può tranquillamente trasformarsi in una cavalcata piacevole verso la salvezza. E ci auguriamo che sia così, anche se tutte e due le squadre vengono da momenti importanti in questo campionato. L'Istrana, dopo aver iniziato zoppicando, ha finalmente trovato l'assetto giusto, la quadra giusta, e quindi ha raccolto delle vittorie anche con cui ha messo in difficoltà altre squadre piuttosto alte di classifica. Attenzione a questo passaggio che sarebbe giusto continuare a dire: non fatelo vedere ai ragazzini dei settori giovanili perché te lo predicano in tutte le salse, non passaggi in orizzontale. Poi ancora c'è qualcuno che sbaglia, viene in avanti la formazione ospite con il primo tiro nello specchio della porta da parte del numero 9, che incoccia contro le gambe del giocatore di casa, che ha salvato veramente sulla linea. Risponde dalla parte opposta ancora la partita, veramente è iniziata sprombattuto il numero 7, questa volta di casa, è andato al tiro in velocità e parata del portiere che allontana. Tutto è successo intorno al minuto di gioco, quindi un avvio scoppiettante, non schioppettante ma scoppiettante per quanto riguarda le due formazioni. Va a terra Sakayeva, l'arbitro dice che si può giocare, non è successo nulla di grave. Allora ancora pressa la formazione di casa sul numero 10 Vettoretto, che prova a muoversi, prova a trovare il passaggio giusto, palla che termina in fallo laterale. Direi che come inizio non c'è male. Sì, inizio veramente scoppiettante, come hai detto bene, uscita maldestra quella dell'Eclisse con Mognon, che ha fatto un passaggio in orizzontale e ha messo in difficoltà la difesa. Poi il successivo tiro di Gazzola è stato fortunatamente respinto, ha controbattuto l'Eclisse, facendo vedere che non è sicuramente con la paura che affronta questa gara, e speriamo che si continui così. Sì.
perché Sané si è fatto subito vedere, eccolo ancora di testa a spizzare in avanti cercando di prendere palla, ma la conquista il capitano Furlanetto che prova a far viaggiare i suoi, palla che gli ritorna tra i piedi, allora preferisce andare sulla fascia sinistra del campo servendo Garbuio che viene fermato, ma anzi forse ha toccato con le mani, dice l'arbitro, e allora si riprende a giocare con il numero 4 Riva che va da Demin per il lancio lungo in avanti ancora, controllato dalla formazione ospite che sembra messa molto bene in campo. Adesso ha provato Vettoretto a dialogare con il suo attaccante dalla parte opposta, con Rigato, palla che non arriva e nemmeno questo è un missile autentico che è stato scagliato verso il povero Sané che non riesce a controllare il pallone, a farlo suo e quindi può riprendere con le mani la formazione ospite. Anche qui un po' di rischio andando indietro con Mihaili che va dalla sua retrovia con il capitano Furlanetto che va a pescare ancora Frassetto il tunnel nei confronti del suo diretto avversario. Poi Frassetto commette un brutto fallo, chiaramente pensiamo non sia volontario, però è andato decisamente sulle gambe di Dalla Vedova che ha urlato e si è sentito fino in sala stampa qui. Brutto il fallo comunque, Marco, no? Perché insomma non serviva. Sì, è entrato in ritardo. Fortunatamente nulla di il grave. grido non ha corrisposto al danno subito, per cui si può proseguire. Sentiamo di quelle urla incredibili ogni volta in campo, quindi ci spaventiamo, ma poi ci rendiamo conto che insomma il calcio è anche questo. Mette fuori il pallone la difesa dell'Istrana. Vi dicevo di Istrana che aveva iniziato il suo torneo, il suo campionato zoppicando piuttosto decisamente, poi invece ha provato a mettersi in linea, ha provato, buona questa triangolazione tentata da Sakayeva su Janko, nulla di fatto. Vi dicevo, ha tentato e c'è riuscita di mettersi in linea, buono Sané per il cross e qui c'è stata la spinta, qui c'è stata la spinta, sì, ha dato una spinta incredibile il difensore su Janko, l'arbitro ha lasciato correre, qui me lo devi spiegare tu da ex arbitro. Io credo invece che fosse in fuorigioco? No, non fuorigioco, ma sia saltato in ritardo, in anticipo Janko, che ha subito sì un leggero intervento da parte del difensore, ma che poi non è riuscito a impattare bene il pallone. Il nostro tecnico che sta guardando le immagini fa il classico gesto del dito, vedi il dito, mira il dito, dice di no. Anche secondo me, devo essere sincero, ho visto uno spintone da tergo, l'arbitro non so se era coperto o cosa, però per carità, ha ragione l'arbitro in questo caso, finiamola qui, andiamo avanti, altrimenti non è più finita, viene in avanti ancora la formazione di casa che ha provato a dialogare con il suo centravanti, con Janko, che stavo appunto dicendo. Janko deve andare in gol se vuole raggiungere Cattelan, se vuole raggiungere Cattelan che di gol nel campionato di eccellenza in questo girone, nel girone C ne ha 12, Janko lo tampona da vicino, lo segue da vicino, persa questa palla sanguinosa e poi c'è il fallo quasi dovuto insomma per bloccare un'azione che poteva essere pericolosa, ma l'errore lo ha fatto Riva che ha perduto palla in quel frangente di campo dove perderla vuol dire veramente sanguinare, vuol dire veramente provocare danni e speriamo che non sia così. In questo caso parliamo da tifosi, palla che viene messa sulla mattonella per provare a mettere dentro questo pallone dalla fascia destra del campo. L'Istrana prova ad attaccare con questa azione su palla ferma, su palla da fermo, su punizione. Viene in avanti anche il capitano Furlanetto a trovar posto, una sorta di trenino lì in mezzo all'area, poi qualche braccia che si stringe sul proprio avversario, palla che viene messa troppo sotto e troppo vicina a Della Colletta, nessun problema per il portiere di casa che effettua il suo rinvio lungo perfetto, tra l'altro, che va su Sané che arriva sulla palla finalmente, 3 uomini su di lui perché sono in linea, ma non perché andassero a marcarselo tutti e 3, perché erano lì, erano sulla fascia di competenza, quindi si è trovato a dover
doversi smarcare in un primo tempo e poi a dover cercare lo scambio con Basso, riuscito parzialmente perché Basso poi con le mani per la rimessa in gioco torna indietro da Mognon, che allora sventaglia dalla parte opposta dove troviamo Segat che butta in avanti questo pallone. Riparte la formazione dell'Istrana che prova a ragionare, che prova a fermare un attimino la velocità con cui si è partiti in questa partita. In effetti il mister, non so se stia dicendo le stesse cose mie, però ha preso da parte Garbuglio e gli ha detto: aspetta, tieni questo pallone, pensa a giocarlo non soltanto in velocità, e così è stato, perché poi anche Rigato non ha avuto vita facile per contenere e prendersi il pallone. Palla lì in avanti ancora che termina fuori, rimessa in gioco per la formazione di casa. Adesso si sono assestati un po', Marco, no? Sì, voglio dirti comunque che ho rivisto le immagini, sì? E ti assicuro che è rigore netto. Ah, bene, allora attenzione questa rimessa buttata in avanti, il gran tiro su cross di Demin, mi pare, quindi cross di Demin e tiro al volo di Sané, al volo il palo che mette in fuori questo pallone. È una grandissima azione da parte della formazione di casa e grandissima coordinazione al 9° minuto di gioco di Sané, che ha tirato un destro pauroso e bellissimo che è terminato sul palo e ha salvato il portiere Berti dell'Istrana. Continua, Marco, dicevi che insomma è rigore. È rigore nettissimo perché c'è stata la spinta in fase di decollo di Janko, di un difensore che l'ha proprio spostato con il braccio sinistro, e quindi il calcio di rigore poteva esserci per la formazione di casa e per Janko. Adesso viene in avanti ancora la formazione di casa, che sta giocando decisamente meglio in questi primi frangenti, in questi primi minuti della compagine ospite. Prova a manovrare ancora sulla fascia sinistra di competenza, viene fermato il giocatore Riva, che adesso va a prendersi il pallone. Eccolo, Riva mette a terra, prova a controllare tutto dalla parte opposta per trovare Basso, stoppa il pallone, arriva Sané. Oggi bene Sané, si sta muovendo bene adesso. Sì, è entrato nel vivo della partita, giusto. Si muove lungo la fascia destra e finora ha fatto veramente molto bene. Che è un po' quello che cercava l'Eclisse, insomma, un uomo che sulla fascia puntasse l'uomo e creasse gioco e creasse il buco, come si suol dire. Sì, non solo in fase di offensiva l'apporto di Sané, ma anche in fase di difesa della palla, quando scende sulla linea dei centrocampisti a fare numero e quindi a creare densità sulla propria fascia di competenza. Adama Sané è un 2003, quindi è un fuori quota, che quindi oggi è stato inserito dai primi minuti di gioco dal tecnico della Bella, che è davanti alla sua panchina e cerca naturalmente di dare manforte, dare suggerimenti alla sua squadra. Mognon, Basso, Sané. Era buona l'intenzione per pescare dalla vedova, poi c'è stato lo stop del giocatore numero 3 Frassetto. Vedi che comunque non molla di 1 centimetro. Sané ha perso palla, ha combattuto anche se ha commesso fallo. Questo è veramente mi sorprende un po' il pubblico che non era d'accordo con questa decisione. Per me insomma invece ci stava tutta, insomma c'era il fallo fuorigioco netto. Sì, c'era il fuorigioco netto, però insomma permettici di aver avuto un sussulto, perché questa palla intelligentemente fatta spizzare all'indietro poteva servire Gazzola. Per fortuna della formazione di casa, Gazzola era al di là di tutta la linea centrale difensiva, e allora rimessa in gioco da parte della Colletta per questa posizione di offside del giocatore dell'Istrana. Rinvio lungo di Della Colletta per cercare Sakayeva oppure Janko, nessuno dei due che prende palla, e allora si muove Garbuglio in mezzo al campo, anzi era Vettoretto, cercando di portare palla dalla parte opposta. Ci riesce parzialmente, palla che rimbalza e termina fuori. Poi c'è Vettoretto che ha qualcosa da dire, si gira verso la panchina della compagine di casa, poi si lascia stare tutto e va a prendersi forse questa
questa palla, no, la palla viene buttata in avanti su Segat che lavora con l'aiuto di Mognon, palla in avanti, però ancora una volta la formazione di casa ha difficoltà all'impostazione, palla che è uscita, peccato perché Sané non l'ha tenuta, era andato intelligentemente ad aiutare, come dicevi tu in precedenza, in azione difensiva i suoi compagni di squadra. Adesso sta forse provando a giocare sulla velocità, però con qualche affanno la formazione di Della Bella e sta uscendo quello che diceva Bonaldo in precedenza dalla panchina ospite, cioè calma e tranquillità, giochiamola. Sì, come avevo detto con il mio intervento in apertura, l'Eclisse deve ragionare con raziocinio, non facendosi esporre a contropiedi e quant'altro, poi è giusta la munizione. Sì, ha ammonito Mihaili per un fallo su Janko, molto brutto tra l'altro perché fortunatamente Janko ha saltato. Sì, fallo brutto che ci sta e che fa il pari con il fallo a inizio, dall'altra parte. Questa volta l'arbitro ha estratto il cartellino giusto della munizione. Stavo dicendo che l'Eclisse sì, deve attaccare, cercare di vincere, però deve farlo sempre con estremo raziocinio, sfruttando tra l'altro quella che è la condizione tecnico-atletica dei due davanti che stanno facendo veramente bene. In avanti ancora con Basso che prova a correre sulla fascia destra del campo, la mette dentro ancora pericolosamente, però questa volta è lunga, no, ci arriva, Sakayeva lasciato un po' solo, troppo solo, attenzione, viene dentro, cerca di trovare lo spazio per andare al tiro, non lo trova perché lo blocca bene Rumiz e allora poi la palla la perde Sakayeva, peccato perché era una buona occasione, ci aveva creduto e aveva fatto bene appunto Sakayeva ad andare a raccogliersi questa palla, Vettoreto che esce molto bene con un tunnel nei confronti del suo diretto avversario, poi il fallo, la spinta del numero 8 Faccioni che mette a terra Segat dalla parte opposta, allora potrà riprendere a giocare la formazione di casa con Mognon che alza la testa, guarda i suoi, trova Janko che prende un colpo in testa, però poi non c'è nulla di grave, allora si rialza immediatamente, viene in avanti. L'arbitro che lascia correre abbastanza, lascia giocare, mi pare, dalle prime indicazioni, no? Diciamo non certo all'inglese, ma nemmeno all'italiana, dove si fischia tutto il possibile. Finora al di là dell'episodio su Janko, sì, che era sicuramente calcio di rigore, ha diretto benissimo fino ad ora. Sì, partita che comunque anche per l'importanza che ha, come sottolineavamo in apertura, insomma è abbastanza rischiosa, insomma basta una scintilla perché possa accendersi e perché possa scappare di mano all'arbitro. È lì che si vede se l'arbitro insomma c'ha del suo e ci mette del suo. Beh, il fatto che provenga da un'altra regione, Rimini appunto, dimostra che questo è un arbitro sicuramente in vena di salire, no? Sì. Mognon, riparte l'Eclisse, sempre il risultato di 0-0 con occasioni per parte, ma la più ghiotta è stata sicuramente quella della formazione di casa, insomma 1-1 diciamo per occasioni ghiotte se dobbiamo essere sinceri, poi c'è stata questa occasione del rigore che tutti hanno visto tranne l'arbitro, però basta, non ne parliamo più. All'inizio. Marco Mazzocco all'inizio che giurava e spergiurava per dar ragione ai suoi ex colleghi arbitri che invece insomma noi avevamo visto subito anche con l'aiuto delle immagini. Mognon pronto a raccogliere palla, si fa vedere dietro di lui Della Colletta che allora prova a rinviare lungo, ma non tanto, per fortuna sua arriva a toccare con la testa, poi il tentativo di andarsene da parte di Riva non riesce, ancora un po' di confusione sulla fascia sinistra del campo, mentre in avanti viene Garbuio che si libera di suoi, di un paio di giocatori, ma non di Mognon che lo mette giù, ma senza fallo, e allora sullo stretto viene fuori molto bene la formazione di casa, aspetta un pochino troppo Riva nel tentare il rinvio, si catapulta a terra il numero 7 Rigato, gli blocca il rinvio e la palla con le mani adesso su Dalla Vedova che ancora non si è visto tanto, ma stavo per dire non si è visto tanto, però si sono fatti sentire su di lui perché ha beccato un paio di falli piuttosto duretti come questo in precedenza. Sì, è il duro lavoro del centrocampista, quello che porta acqua al mulino della propria squadra, prendere botte e darne anche. Però bisogna in questo caso ancora secondo me
secondo me Della Vedova non è entrato ancora totalmente in partita, taglia in campo da una parte all'altra Sakayeva, nulla di fatto, e allora va a riprendersi la sua posizione in avanti, poi ritorna a spingere la formazione ospite, ma viene bloccata sul nascere la spinta in avanti da parte di Demin indietro per Riva, che lo ricordo non era in formazione, sarebbe stato in panchina, però un lieve malessere di Tomasi ha fatto sì che il giovane Riva sia in campo, che perde un'altra palla, anche questa devastante e sanguinosa. Deve stare attento Riva, perché tra l'altro davanti c'ha Garbuglio e Vettoretto che non sono due pivellini. Sì, errori in uscita da parte degli eclisti che sembrano ripetersi. Adesso vediamo attenzione Sané che prende palla sulla fascia destra del campo, l'aveva messa anche dentro bene, un po' troppo spostato Janko, che guarda Sané in malo modo, però questa volta devo dire che non ha sbagliato Sané. Il tiro era stato proprio per andare a prendere il piede, a trovare la deviazione di Janko, non c'è riuscito, peccato. E allora dalla parte opposta ancora Sané con il portiere Berti, che ha capito che questo Sané sulla fascia destra oggi potrà creare qualche problemino. È entrato bene Marco. 18 minuti in cui ha già macinato diversi chilometri questo Sané, giocatore molto magro ma che sprigiona una velocità veramente molto interessante. Il classico fisico di questi ragazzi, con il tentativo di Riva ancora di farsi perdonare di aver perso la palla in precedenza, ma non riesce a passare, e allora Riva ancora questa volta batterà un calcio di punizione per il fallo subito da basso. No, nulla di tutto questo, fallo soltanto rimessa in gioco con le mani. Ancora 0-0 la situazione. Dalla Vedova che va a prendersi la palla ma poi la sbaglia nel passaggio di ritorno, e allora Mognon di testa rimedia per cercare ancora Dalla Vedova, ma non lo trova. In avanti blocca tutto, raddoppio di uomini, e allora 2 contro 1 sul giocatore numero 11 Garbuglio, mi pare, che lascia lì il pallone, anzi no, era Gazzola se non erro. Insomma, viene in avanti la formazione dell'Istrana con il suo capitano Furlanetto, che butta palla lunga per il numero 9 Gazzola, che cerca di andarsene, un suggerimento cercato, trovato, non trovato poi, e non tenuta palla che termina in fallo di fondo, termina fuori, quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco del portiere della Colletta già avvenuto, che va a servire Riva. Adesso prova a portare palla ancora sulla fascia, parte dalla parte opposta, Sakayeva si mette in moto, prova ad andare 1 contro 1, Sakayeva sulla fascia ancora, aveva avuto la fortuna di questo tunnel involontario ai danni di Mihali, palla che poi ritorna sui piedi della formazione di casa, viene in avanti basso, è bella la palla, era buona la palla, ma Berti anticipa tutto. Sì, verticalizzazione di basso per l'inserimento di Janko, che arriva in ritardo, anche complice l'uscita del portiere. Sai che avrei pensato che ci sarebbe potuto andare e magari cercare di trovare il fallo del portiere? Hai qualche dubbio? Non sono assolutissimamente d'accordo con quella che è la tua analisi, anche perché il portiere era sicuramente in vantaggio. Era in vantaggio. Ancora qualche protesta ai danni contro l'arbitro, che richiama la panchina della formazione di casa, qualcosa da dire che l'arbitro non ha gradito. Poi c'è questa svarione e questo lancio in avanti, ce l'avevano con il guardialine, pare. Non si dice più guardialine, ma si dice assistente di linea, insomma guardialine, decidete voi, fate voi, insomma troppe cose sono cambiate dal calcio che ricordavamo noi, quelli degli anni passati, bei ricordi. Dalla Vedova preso in mezzo a 2, viene a perdere la palla, e allora Vettoretto in avanti, ragiona l'Istrana, pericolosa con questo 1-2 stretto, mette palla lì davanti, ma la palla è conquistata della Colletta, che poi fa viaggiare Demin lungo la fascia di sua competenza, poi si ferma, torna indietro, trova Sakayeva
che va su Riva, e allora Riva guarda e vede Sané. Sané la mette a terra molto bene, buono lo stop, Sané che deve tornare indietro, Riva in mezzo al campo e lui che prova a fare il gioco con Basso che la scaraventa in avanti cercando Dalla Vedova, che commette fallo di frustrazione perché la palla non l'avrebbe mai più presa, e allora il fallo di Dalla Vedova sul capitano Furlanetto permette alla compagine dell'Istrana con il suo portiere Giacomo Berti, che è un classe 93, di poter ripartire in avanti con il lancio lungo che va a cercare Vettoretto. Mette a terra, fa passare palla, De Min non lo fa transitare e allora gli blocca ogni via d'uscita. Arriva Mognon, arriva Janko in mezzo a due, cerca di liberarsi, con il fisico ce la fa, bravo Janko, che poi subisce anche fallo, però l'arbitro lascia andare perché il pallone era uscito, ha dato il vantaggio giustamente. Della Vedova deve sicuramente passare i giri del proprio motore, perché anche adesso ha operato un passaggio lento, un po' troppo lento, ancora non è entrato in partita. L'arbitro abbiamo visto che è andato da Mognon, il capitano, a dire stop alle proteste, stop ad alcune cose che non gli sono piaciute, allora lo ha richiamato verbalmente, avrà richiamato lui per dire, insomma, dica alla squadra, mi immagino il discorso, dica ai suoi compagni. C'è da dire, voglio spezzare una lancia a favore di Della Vedova, che ha giocato insieme ad altri naturalmente compagni nel turno settimanale, sì. Forse paga, forse più di tutti. Vi ricordo che il turno l'impegno settimanale è stato contro il Montello e c'è stata una netta vittoria, 5 gol segnati per la formazione appunto di Pieve di Soligo. Speriamo che non si sia esaurita la vena, come abbiamo sottolineato, e che quindi si possa oggi, bravo Mognon, che subisce anche fallo, bravo Mognon perché ha scelto splendidamente l'uscita e il tempo giusto su Vettoretto. Palla che deve essere messa naturalmente più indietro. Anticipo su Gazzola, anzi viene in avanti con Riva, Segat dalla parte opposta per De Min, Sakayeva che prova il colpo di tacco per far correre Janko, i due si guardano, si parlano e cercano di mettersi d'accordo. Rinvio lungo ancora dalla propria area di rigore alla parte opposta, Segat che va su della Colletta, il rinvio lungo del portiere viene bloccato ancora dalla compagine ospite, da Rumiz in particolare, che poi cercava di far viaggiare ancora la sua fascia, di fronte a sé aveva un po' di campo, nulla di fatto perché Dalla Vedova gli mette pallone in fallo laterale, può riprendere a giocare con le mani ancora Rumiz che la mette in avanti, ma trova ancora sfortunato perché 2 su 2 non è riuscito a fare metri. Ultimi 10 minuti in cui le squadre sembrano aver preso le misure ognuno dell'altro, e il gioco sembra veramente essere difficile per tutte e due le formazioni. Sì, partite in maniera velocissima, attenzione, viene in avanti Vettoretto, poi dalla parte opposta con Garbuio, Gazzola, ancora il tentativo di mettere dentro, non filtra la palla e allora deve tornare dalle parti di Capitan Furlanetto, palla che rimane lì e c'è il fallo ancora in uscita in tentativo di salvare questa palla da parte di Faccioni, che commette il fallo e quindi potrà riprendere a giocare, è chiaro. Devi fermare questa benedetta palla, altrimenti l'arbitro fischierà ancora. Non capisco perché il pubblico si arrabbia, però è così, è giusto così, sono i crismi del calcio, non lo so, devi ricominciare a giocare, devi fermare la palla. No, perché il calcio è possibile far di tutto secondo il pubblico in tribuna. Ancora il colpo di testa del capitano Furlanetto che rinvia la paura di questo lancio lungo, allora Vettoretto prova a muoversi dalla parte opposta, buona l'intensificata, attenzione, se ne va Gazzola che restringe ancora, scivola il suo diretto avversario, poi il pallone
ancora per trovare dalla parte opposta il suo compagno di squadra, ma è bravo Della Colletta a mettere in angolo, e siamo con gli angoli all'1-0 per quanto riguarda la formazione dell'Istrana. Sì, c'è stato un pallone velenoso perso da Riva che ha costretto Mognon a rincorrere il possessore di palla. Si è aperta la fascia laterale per gli inserimenti dell'esterno dell'Istrana, che ha fatto quello che ha voluto. Per fortuna Della Colletta pronto alla deviazione. Fatto bene, ha fatto il tocco giusto sopra la traversa, e adesso c'è il calcio d'angolo che l'Istrana va alla battuta, il colpo di testa di Basso che mette fuori, poi arriva a sostegno ancora dalle retrovie, l'Istrana spinge, la palla termina fuori perché il campo era finito, ma attenzione con queste sfuriate dei centrocampisti e dei difensori. In questo caso era un centrocampista che aveva spinto proprio bene, andandosi a conquistare il numero 4 Mihaili, che aveva conquistato palla, si era gettato in mezzo all'area di rigore, poi non ha più trovato il pallone perché se l'era allungato leggermente. Viene in avanti ancora la formazione di casa con Sakayeva che gira bene per Sané, attenzione Sané stringe, va a mettere palla in centro Sané, però buono a questa azione per Dalla Vedova, che non è arrivato alla deviazione, e allora è una palla che termina sul fondo e guadagna un calcio d'angolo al 29esimo minuto di gioco. Una bella azione da parte della compagine di casa, uno svarione dalla parte opposta del campo, e poi adesso Riva che la mette dentro, il colpo di testa, l'inzuccata ancora di Janko, bellissimo, con il cross, il corner di Riva e colpo di testa di Janko che termina fuori. Peccato perché Sì, un'altra occasione. Dimmi. Due occasioni limpide da parte dell'Eclisse. Sulla prima mi sento di dire che molto probabilmente Sané avrebbe dovuto puntare direttamente verso la porta, forse. E andare il tiro, probabilmente avvicinandosi molto alla barriera. Sulla seconda, colpo di testa come sempre perentorio di Janko, che comunque non trova la porta. È buona l'azione ancora per Sané, sempre lui sulla fascia destra del campo. Oggi in giornata Sané mette questa buona palla che costringe la difesa ospite a gettarla in fallo laterale, e allora riprenderà a giocare Basso con le mani. Basso alla ricerca di Della Vedova che si fa vedere, poi il Basso non gli dà più il pallone, allora va a cercare Janko in mezzo all'area, altro spintone ai danni di Janko, ma questa volta ci sta tutto perché insomma era il difensore a dover cercare di tamponare il tentativo di girata da parte di Janko, e così è stato. Insomma, bravo il capitano Furlanetto che con la sua esperienza è riuscito ad allontanare il pallone che è tutto dalla parte opposta, e con i giocatori in maglia bianca che sono quelli dell'Eclisse a giocarla e a possederla. In avanti ancora sventagliata per trovare Basso, ma questa volta è attenta la difesa dell'Istrana che prova a ragionare, attenzione perché viene indietro Garbuio, poi Sané che va a pressare alto ancora Dalla Vedova, commette il fallo, anzi sì, era Damuzzo che ha commesso fallo, andato ad interrompere la trama di gioco lì Damuzzo. Che ha ritrovato finalmente il fisico giusto. Lo avevamo visto ad inizio campionato leggermente non in forma, e eccolo qua Damuzzo invece che conosciamo, sempre pronto a dare tutto in mezzo al campo, è una delle pedine fondamentali dello schieramento di Della Bella, che rinuncia poche volte a Damuzzo. Viene dentro Vettoretto, il tiro di Vettoretto però è centrale su Della Colletta, che poi prova a far viaggiare Dalla Vedova che ancora alza la testa, vede tutto dalla parte opposta, Sakayeva che va a prendersi questo pallone, allora si gira, punta l'uomo dalla parte opposta, richiama ancora Dalla Vedova, Sakayeva gliela dà adesso, Sakayeva con questo pallone per Dalla Vedova che si fa contrarre
il tiro, il tentativo di cross da Luca Frassetto, classe 94, un altro dei cosiddetti vecchi tra virgolette, insomma, della formazione dell'Istrana, con questo Mognon che prova a spingere su Basso, che è ancora lì pronto per metterla dentro. Il suo sinistro va quasi a compimento, ma chiama palla Berti, la fa sua, è lungo il rinvio per cercare Gazzola dalla parte opposta, ma arriva prima di tutti Mognon, poi Della Colletta che si sposta fuori dai pali, deve ritornare velocemente. A me fanno sempre paura i portieri che escono in questa maniera, perché vedi, se palla arriva lì... A parte che era in fuorigioco, ma c'è una certa superficialità nel disimpegno. No, lì per carità è andato a prendersi, è andato a favorire il passaggio indietro di Mognon, però poi deve ritornare precipitosamente, perché con il calcio che c'è, nonostante tutto, insomma, gran parte dei giocatori che vediamo in questo campionato i piedi ce li hanno, insomma, anche per tentare il gol della domenica dai 30-35 metri, insomma, fanno presto ad infiopparti, come si suol dire. E allora riparte ancora l'Istrana. Dimmi. Permettimi, una cosa che ho notato è che le due punti Janko e Sakayeva tendono sempre a tenere troppo il pallone, permettendo alla difesa dell'Istrana di potersi schierare e prendere le misure nei confronti di Sané, apparso più volte libero, ma che viene servito nel momento in cui ha l'uomo vicino. Dalla Vedova allontana questa palla, arriva Janko a dare manforte, poi Dalla Vedova ancora di testa, e allora Sané che prende palla, di quello che parlavi tu. Sané che però alza la testa, vede che non c'è nessuno dalla parte opposta, invita De Ming a spingersi in avanti e fa bene. Ecco De Ming che spinge in avanti ancora, buona l'azione con Sakayeva e Sané. Sané arriva a procurare qualche problemino al suo diretto avversario, che poi prende palla e però nell'ultimo passaggio per cercare la fascia trova invece il pallone che esce ed esce fuori dal campo. Pallone che arriva dalla panchina per velocizzare il rientro e per velocizzare la manovra, con la palla tra le mani per i bianchi di Della Bella. Riva che sembra essersi sistemato dopo aver avuto qualche leggerezza iniziale, dove ha fatto tremare un po' i suoi. Riva ancora, Mognon, sventagliata per trovare De Ming dalla parte opposta, molto bene. De Ming aspetta, mette dentro questa palla, il capitano Furlanetto che la rinvia, poi Basso che la stoppa ferma e attende un compagno che si muove, allora propone ancora il cross, cercando questa volta dalla parte opposta Damuzzo, che alza il pollice in segno di ok, palla però che non è arrivata. Sakayeva si gira, tiene palla, non va per le terre, guadagna ancora spazio e tempo con Damuzzo in mezzo, si gioca sullo stretto, un po' troppo problematico. Bravo Sakayeva per Damuzzo che se la allontana, aveva cercato di andare al tiro dalla parte opposta, nulla di fatto, e allora Basso che propone un altro cross, ma che stavolta è brutto, con la deviazione di un giocatore dell'Istrana che favorisce l'arrivo a prendersi della palla di Giacomo Berti, classe 1993, il portierone dell'Istrana, che controlla adesso la sistemazione dei suoi per provare il lancio lungo in avanti, pensiamo, perché c'è Vettoretto, c'è Garbuio, c'è Gazzola, insomma un trio che può provocare sempre qualche problemino. Eccolo Garbuio che va al tentativo di spizzata di testa, però l'ultimo tocco è dello stesso Garbuio, e allora con le mani Basso. Janko, palla che è rimasta lì, Sané con l'aiuto di Dalla Vedova. Sai che qui noi vabbè siamo dalla parte opposta, però non lo so. Non so. Anch'io sono dubbioso sull'intervento dell'arbitro, credo sia sempre più vicino a noi. Sì, per carità. Mognon che esce bene, fa viaggiare i suoi, c'è il fallo da parte... Se noti, questo è il primo fallo di una spinta e viene fischiato dall'arbitro, mentre prima ha lasciato andare. Però in questo caso ha fatto bene a fischiare, a fermare il gioco, perché insomma aveva completato, aveva fermato, insomma il giocatore poteva combinare qualche cosina, qualche guaio. A dimostrazione che ci sono spinte e spinte. Sì, per carità, in effetti. Solo che non ne ha vista una grande come una casa, pensiamo. Confermo.
E allora Dalla Vedova che cerca di conquistare il pallone, non ci riesce. Allora Mihaili dalla parte opposta, Aia. che bel taglio, aia! Fuori gioco. Si alza la bandierina, fuori gioco di Garbuio, però l'aveva fortunatamente per i padroni di casa, l'aveva masticata questo tiro, Sì, però azione molto pericolosissimo. bella, per fortuna masticata per i locali, e palla che esce sul fondo, anche se fosse entrata sarebbe stato annullato per fuori gioco. Per carità, però qui aveva fatto l'errore appunto Garbuio. Dalla Vedova, a cui chiediamo qualcosina in più in questo finale di gara di primo tempo. Ancora Dalla Vedova che sventaglia dalla parte opposta cercando e trovando Sané, Che si guadagna che siccome si è ricordato di prima, che ha detto prima ho fatto una bellissima cosa, ci provo anche adesso, e effettivamente va a guadagnare il calcio d'angolo, che dovrebbe essere il secondo, mi pare. il terzo. Il sì. terzo? Sì. Sì. Quindi 3 calcio d'angoli per la compagine di casa, con Riva che va alla battuta dalla bandierina, sale anche Mognon che di solito colpisce lui molto bene in mezzo all'area, in effetti vanno a cercarlo, Mognon la trova anche la palla, però termina di poco a lato. Sulle palle inattive comunque supremazia dell'Eclisse, sembrano delle statuine quelli dell'Istrana, peccato che l'impatto col pallone sia debole e quindi la palla esca sul fondo, quella di Mognon. Ti posso assicurare che non è facile marcare Mognon, perché ha un senso di posizione e un senso di andarsi a prendere queste palle dal corner che è veramente invidiabile, perché insomma gran parte, lo abbiamo visto anche contro altre squadre, non soltanto contro l'Istrana, ma gran parte ce l'ha lui. Adesso tiene palla Sakayeva molto bene, Sakayeva dentro con questo tentativo di girata per Janko sull'asse Sakayeva-Janko, niente da fare, non è andato a buon fine il tiro di Janko, parato e deviato dal portiere. Peccato, ammonito il numero 11 intanto, mentre il minuto precedente, lo vediamo subito, era il 40° minuto di gioco, altra azione molto bella sull'asse Sakayeva-Janko, e Janko di fronte al portiere ha provato a toccarlo, immagino che abbia provato uno scavetto, però non è riuscito, ed è stato bravo Berti a rinviare il pallone, a bloccare questa azione. Bellissima l'azione di Sakayeva, che prima ha protetto palla, poi ha verticalizzato per Janko, che credo comunque abbia ciccato l'impatto col pallone. Tu dici sì? Secondo me ha provato lo scavetto, non gli è riuscito. Però anche questo, insomma, non siamo d'accordo su alcune cose, andremo a rivedercele, Marco, in serata. Sai benissimo che l'Italia è fatta di 62 milioni di commissari 62 milioni di commissari tecnici, altrimenti no. Dalla Vedova trova ancora la deviazione, ma è sfortunato, a dimostrazione poi... della giornata sfortunata esatto, della Vedova. Dalla Vedova ancora non è entrato in toto in partita, un po' sfortunato anche in questa occasione, ha provato a guadagnare il calcio d'angolo, c'era anche riuscito, poi la palla di ritorno gli ha toccato contro lo stinco ed è terminata sul fondo, e quindi niente da fare. Bravo Mognon che va al colpo di testa veramente... Sì, deciso. Una menzione per Mognon, al di là dello svarione iniziale, la solita grande partita di quantità e qualità sia in fase difensiva che in fase di contributo all'azione offensiva. Classe 92, uno dei senatori insomma della formazione di casa, un giocatore che è arrivato qui a Pieve e con l'intento di cementare la difesa, e ci è riuscito in pieno, insomma, perché non ha... Io ho ricordi labili di avergli dato un'insufficienza in pagella nelle partite che abbiamo seguite. Guarda Sané come va, caro Marco, sì. E allora Sané ancora sulla fascia destra del campo, la trova lunga questa volta, si arrabbiano Janko e Sakayeva. Janko addirittura dice: oh calma,
tranquillo perché ha fatto tutto in velocità. Sì, penso e in sia effetti... arrivato stanco all'impatto del pallone, ma si è visto un motorino che ha Però cominciato ad andare sulla fascia destra. oggi decisamente bene questo Sané, come dicevamo, Della Bella ha bisogno di un uomo così sulla fascia che ti punti l'uno contro uno. Io sono uno di quelli che ancora crede nell'uno contro uno perché, soprattutto quando poi lo vinci, perché ti aprono spiragli e ti aprono praterie. In questo caso la prateria è aperta dalla parte opposta per Faccioni che viene dentro, ancora Faccioni bloccato però da due con De Min che esce con il pallone tra i piedi, va a guadagnarsi la rimessa in gioco e può rimettere in gioco la formazione di casa per ripartire in questi ultimi minuti. Vediamo se ci sono anche del recupero, se 43esimo minuto di gioco, non penso ci siano grandi recuperi. Ma credo un minuto, ho visto Sì, ho le visto la ammonizioni. bandierina, ho Le visto ammonizioni. E due cose, hai detto giustamente nell'uno contro uno, torno a dire che si crea la superiorità numerica che è quella che poi ti permette di affrontare in fase offensiva con più uomini l'avversario. E una nota di colore: al 40esimo Jürgen Janko ha iniziato la personale lotta con l'arbitro. Vabbè, è una personale lotta che mi auguro possa essere tranquilla e non come ce lo ricordavamo lo Janko degli altri anni, anche perché insomma è il bomber in assoluto della formazione di casa. Sané che conquista palla molto bene per Damuzzo che viene in avanti, ancora Damuzzo, Sané ancora, Sané che va sulla fascia destra del campo, mette dentro questo pallone, è buona, attenzione perché qui è andato al tentativo di deviazione ancora una volta Janko, ma ancora una volta Sané che imperterrito sta facendo la fascia. Quanti chilometri ha fatto questo? Veramente una bellissima gara. È andato a recuperare il pallone, ha servito della vedova che poi ha raccolto il successivo passaggio chiudendo il triangolo, ha messo una palla nel mezzo sul quale ha tentato di avventarsi Janko che è caduto per terra. Ma E tu pensavi che io dicessi che era rigore, invece io non ho detto nulla. Vedendo la reazione di Janko ho detto non c'è nulla. No, sì, in effetti non c'era, è arrivato lui, probabilmente gliel'hanno deviata, anzi senza probabilmente, cioè arriva dalla bandierina, arriva che la mette dentro, dalla vedova che la stoppa, la ridà, arriva che attende, mette dentro questa palla! E questa volta è un gol sbagliato, questa volta purtroppo arriva traversone bellissimo e Janko butta la palla sopra la traversa, gol sbagliato, è il caso di dire che proprio al 45esimo minuto di gioco Janko disperato perché si è gettato a terra, testa tra le mani e purtroppo nulla di fatto. Sa di averla fatta grossa e a dimostrazione che l'Eclisse in questo momento ai punti avrebbe meritato molto di più, ma il risultato è ancora fermo, è inchiodato sullo 0-0. Sai cosa stavo pensando, Marco? Stavo pensando che è una delle poche volte, non me ne vogliano dirigenti tecnici e quanti ci ascolteranno, è una delle poche volte che l'Eclisse chiude con merito un primo tempo, perché veramente questa volta se ci fossero stati uno o due gol a favore della formazione di casa non ci sarebbe stato nulla da dire. Sei d'accordo? Confermo. Di sì, perché altrimenti sei finito. Ti do pienamente ragione, a dimostrazione che comunque che l'Eclisse in questo momento sta, visti anche i risultati delle ultime giornate, sta avendo un ottimo periodo di forma e deve sfruttarlo al massimo per ottenere il massimo dei punti. Bene, e con questa massima di Marco Mazzocco noi chiudiamo il primo tempo, ci risentiamo tra 15 minuti circa, linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Squadra in campo, ritorniamo dal campo di Pieve di Soligo, dallo stadio comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, girone C del campionato regionale di eccellenza, 18ª giornata in campo Eclisse Careni Pievigina ed Istrana, risultato di 0-0 dopo i 45 minuti del primo tempo, non ci sono sostituzioni, 22 effettivi in campo, quelli che hanno iniziato la gara, e allora tutto è pronto, arbitro con il fischietto in bocca il signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini, che evidentemente vuole andarsene a casa un pochino prima perché siamo leggermente in anticipo, ma ben venga, e allora tutto è pronto qui dallo stadio comunale D'Agostin, si può partire. Ecco il secondo tempo, una gara che è stata piacevole, come abbiamo concluso il nostro collegamento dopo i primi 45 minuti di gioco. Piacevole, Marco, e soprattutto io sottolineavo, per la prima volta mi viene da dire che c'è un po' di rammarico nelle fila di casa, perché potevano essere un paio di gol sicuramente realizzati e il risultato potrebbe essere stato diverso. Sei d'accordo? Completamente d'accordo come al solito. E non ti pago, pensa a te. E dirò di più, il risultato è bugiardo, perché l'Eclisse, dopo aver patito proprio all'inizio con una fiammata di Gazzola, ha condotto in lungo e in largo l'incontro, ha creato più volte occasioni, soprattutto con gli inserimenti di Sané sulla fascia di destra. Purtroppo oggi le punte sembrano avere le polveri bagnate. Ma nemmeno le polveri bagnate, a questo punto un po' di sfortuna, perché il caso, attenzione, Janko che guarda, bella questa palla sventagliata bene su Sané, che mette dentro questo pallone, c'è la deviazione in angolo. Stavo per chiederti, secondo te Sané tiene questo ritmo anche nel secondo tempo? Beh, direi che ha cominciato molto bene, allora quinto calcio d'angolo per la formazione di casa. Se lo augurano sicuramente i locali, l'Eclisse in particolar modo, perché veramente ha fatto vedere di che pasta è fatto, correndo come un matto e offrendo palloni a destra e a sinistra. Tra il primo e il secondo tempo sono andato a scambiare 4 chiacchiere con uno dei direttori sportivi o il direttore generale Titonel, che mi confermava questo buon momento di Sané, quindi auguriamoci che sia così. Sakayeva dalla parte opposta torna a ricominciare l'azione della formazione di casa, ma qui sbaglia basso perché tutto poteva fare ma non ritornare la palla a Sakayeva. In effetti Sakayeva lo guarda male, perché dice: ma scusa, ti ho ridato la palla indietro per cercare di impostarla da un'altra parte e me la ridai così, non ci siamo proprio. Partenza interessante comunque dell'Eclisse, che sembra aver stretto d'assedio, anche se sono trascorsi solamente 2 minuti, d'assedio l'Istrana, che sembra far fatica ad uscire, e adesso speriamo che il risultato si sblocchi. Ancora in pressing alto Janko, che mette palla in fallo laterale, pallone che viene giocato adesso dalla compagine di Bonaldo, butta in avanti, ma la palla è ancora conquistata dai padroni di casa, con Dalla Vedova che se ne va, poi subisce il fallo, sì. Fallo da Tergo da parte di Rigato, che atterra Dalla Vedova. C'è un conciliabolo di persone intorno all'arbitro sul pallone. Sakayeva, Janko e Riva. Vediamo chi se ne va per primo dei tre. Secondo me Riva. Si avvicina De Min. Vediamo. In un eventuale duello. Secondo me Janko ha detto: ragazzi, per favore, allontanatevi. Sakayeva ha provato a dirgli: ma sì, ma saprei tirare anch'io. Ecco, lo vedi che ho visto giusto. Riva se ne va.
Demin da questa parte, c'è sul pallone c'è Janko, un poco più dietro Sakayeva. Vediamo, vuole due uomini davanti per oscurare il lancio, oscurare il tiro, ma secondo me è proprio... sì, Janko che va al tiro, però questa volta è un appoggio, nulla di fatto, peccato. Peccato perché poteva sortire qualche effetto migliore questa tiro battuta. Fiacco, centrale, debole, tutto quello che non si deve fare in un calcio di punizione. Immagino Janko che starà ancora ripensando e penso che se lo sognerà un po' stanotte, insomma quel colpo di testa sullo scadere di tempo che poteva dare il vantaggio alla formazione di casa. Janko che corre, c'è Berti che viene fuori, Berti che gli ha salvato proprio in precedenza sul lancio Sakayeva per Janko nel primo tempo, un Janko che ha tentato di fare lo scavetto, di saltare il portiere, ma Berti è stato bravissimo ad intervenire e la palla naturalmente è stata deviata. Viene in avanti ancora la formazione di casa, Janko di prima poteva forse ragionarla un pochino di più, Furlanetto che è costretto a tornare indietro. Direi che è ben messa in campo oggi in tutti i suoi reparti la formazione di Dalla Bella. Mihaili si ferma perché lo pressa molto bene Riva. Damuzzo, Sakayeva cerca di girarsi, trova lo spazio, si gira dalla parte opposta, subisce fallo, no, l'arbitro dice che è stato il fallo, non c'era, è entrata sulla palla il giocatore dell'Istrana, allora può ripartire l'Istrana sulla fascia sinistra del campo, il lancio lungo ma è ben piazzata ancora la linea e la retrovia di casa con questo pallone gettato in avanti, però botte rispondi da una parte all'altra, viene in avanti la formazione ospite dell'Istrana di Bonaldo, mette dentro questo pallone, Mognon si deve impegnare per fermarla, riesce a fermarla lì, attenzione al rimbalzo con Janko che non riesce a deviarla più di tanto e allora però ancora la formazione di casa che conquista questo bel pallone, riparte la formazione di Dalla Bella con Janko per Sakayeva per cercare ancora, c'è il fallo di Janko, ammonito. Ammonito Janko. Sai che è un po' un'ammonizione che mi lascia un po' così, però probabilmente ha voluto dare un segnale l'arbitro a Janko, perché probabilmente, come dicevi te, gli ha detto qualche cosina in precedenza più di una volta. Molto quindi... probabilmente paga l'atteggiamento, sì, ma non provocatorio quanto è nel suo spirito, no, di essere un combattente. Però gli ha protestato, lo ha contestato più volte in faccia, sì, dai, quindi ha voluto dimostrargli, insomma, ragazzo stai attento perché il cartellino giallo ce l'ho e gliel'ha fatto vedere. Segatte che mette fuori di testa, poi ancora cercando di far giocare Vettoretto, palla e fallo di Damuzzo davanti alla panchina della Istrana, con mister Bonaldo che è in piedi cercando di dare qualche suggerimento ai suoi, Furlanetto che sventaglia dalla parte buona di Faccioni che cerca il colpo di testa ma non riesce a tenerla dentro perché Rumiz non arriva per tempo, poi avrebbe avuto difficoltà. Mi pare che le due compagini abbiano mandato giocatori a riscaldarsi, 2 uomini per la formazione dell'Eclisse e 2 o 3 uomini per l'Istrana. Sì, ti confermo, vedo anche soprattutto Diomandé che potrebbe dare una mano al centrocampo e c'è da dire che l'Istrana sembra accontentarsi del pareggio, non prova con intensità ad affrontare la linea difensiva locale e questo dà modo all'Eclisse di ordinare le idee e di cercare di affondare i colpi soprattutto sull'out di destra. Guarda la prateria che c'ha Sané dalla parte opposta, da solo completamente. E allora viene in avanti ancora Vettoretto che cerca di metterla dentro, ma Demin si para con il corpo e la palla termina in fallo laterale, quindi potrà giocare con le mani questa rimessa in gioco la compagine ospite. Arriva il pallone, non si trovava più, e allora pallone che Janko fa arrivare delicatamente, piano piano,
tra le mani di Marco Rumiz, un classe 2001, un giovane anche lui. Poi il rinvio, Janko che va a spizzare per Sakayeva che viene anticipato dal capitano dell'Istrana. Poi si gioca ancora con Rigato in mezzo, Rigato prova a chiamare l'1-2, non riuscito con Garbuio che perde il pallone, ed ecco Sané che va sulla fascia destra del campo, si fa vedere, prova a spingere, deve tornare indietro, ci arriva con Mognon che si gioca su uno scampolo di terreno dalla parte opposta, allora gira tutto ancora in orizzontale, ma fortunatamente non c'è nessuno che segue l'azione dell'Istrana in pressing, e allora Demin non ha problemi con Segat che viene a sostegno. Si guarda attorno, Segato non vede nessuno muoversi, allora prova ad imbucare, però qualche difficoltà. Adesso si muovono poco davanti, Marco. Sì, si muovono poco, le squadre sono molto strette, le linee di centrocampo della difesa dell'Istrana sono molto strette, ti lasciano comincia solo, a farsi sentire un po' di stanchezza anche. Molto probabilmente c'è il solo Gazzola in avanti, poi supportato dai colleghi di reparto nel momento in cui attaccano, però a dimostrazione che forse, come hai detto bene, le forze in campo si stanno lentamente esaurendo. Sì, anche perché se ben ricordate, se ci avete seguito fin dall'inizio, insomma, è partito a sprombattuto questa gara e con una bella velocità. Adesso chiaramente si tira un po' il fiato, vediamo. Mamma mia. Sì, spero, so cosa volevi dire. Beh, la chiamata, tu mi dirai, no? Sì, però da difensore posso dirti che sì, il colpo di testa di Segat, bravo, perché attenzione questo pallone che è ben tagliato per Sané, scusatemi, che non riesce però a prendersi il pallone questa volta, non ha corso abbastanza sulla sua fascia di competenza, e allora nulla di fatto. Però l'Istrana è lì, come diceva Marco Mazzocco in precedenza, ha difficoltà ad uscire in questo frangente. C'è il primo cambio per Bonaldo, intanto il tecnico dell'Istrana è pronto alla sua prima sostituzione. In effetti vediamo se avviene, si avviene. Allora dovrebbe entrare il 19 che è Mazzoccato, mi pare, vediamo chi estrae non dal cilindro ma dal campo, il numero 4 Mihaili, che in effetti un pochino sottotono, sì. Lo abbiamo visto fin dall'inizio, giusto? Confermo in toto quello che hai detto, in virtù anche della munizione che gli è stata combinata, probabilmente vuole preservarlo per i prossimi impegni. Rischia poco. Esce dalla parte opposta Mihaili, entra il numero 19 Mazzoccato Tommaso, classe 2001, un altro giovane, insomma, buttato nella mischia da Bonaldo, che gli ha parlato fino alla fine prima di lasciarlo andare, e adesso va a prendere posizione. Da Muzzo non c'è assolutamente nulla in questo scontro, il pallone spinge Segat da Tergo, poi la palla è ancora conquistata dalla formazione dell'Istrana, che piano piano prova a manovrare e ad uscire. In avanti Gazzola che cerca di andarsene al suo diretto avversario Basso, che invece riesce a mettergli il pallone in fallo laterale, e si riprenderà con una rimessa in gioco da parte della formazione in blu, ovvero la compagine di Enrico Bonaldo, tecnico dell'Istrana, un'Istrana che oggi sta soffrendo forse più del dovuto con la formazione di casa. Sané che prende palla, è pronto a ripartire sulla sua fascia, ancora sulla destra, si fa aiutare dalla Vedova, che prova il dribbling, adesso si lamenta con l'arbitro perché ne ha prese abbastanza quest'oggi, dice Dalla Vedova, però insomma. Vede, c'è un giocatore giù in fondo a terra. Sì. Ti do un po' di risultati dagli altri campi. Sì, vediamo un attimo cosa dice la classifica. Tutti inchiodati sullo 0-0. Il Sandonà vince con 2-0 con il Montello ed era nelle previsioni. Balza agli occhi la momentanea sconfitta del Treviso ad opera della Liventina, che conduce 2-1. Union Pro, andiamo alle partite che più ci interessano. Union Pro
e Città di Caorle 0-0, Vittorio Falmec e Real Martellago 0-0, quindi partita da vincere. Partita da vincere assolutamente, sarebbero 3 punti d'oro, come avete sentito, come diceva il Treviso che sta perdendo per il momento. Attenzione al Treviso perché domenica prossima 13 marzo alle 14:30 il Treviso sarà qui allo stadio D'Agostin di Pieve di Soligo in quello che potrebbe essere insomma un'altra bella partita per la formazione di casa. Attenzione, bravo Segat. Sì, bravissimo veramente perché è riuscito a controllare un pallone difficilissimo perché io avevo il terrore che volesse andare di testa, invece poi ci ha pensato, è andato a toccarsi il pallone. E in più aveva Gazzola lì pronto a usufruire di un eventuale errore. Dalla parte opposta è tutto dietro per l'Istrana che prova a manovrare dopo il primo cambio. Attenzione, lo ha perso. Vettoretto va al tiro. Qui è miracolo di Della Colletta. Vettoretto al tiro e Gazzola ancora. Allora Vettoretto il tiro e poi Gazzola che non trova il tap-in e c'è l'angolo. Diciamo che Gazzola trova il tap-in, ma Della Colletta riesce a fare il miracolo e a chiudere. Non trova il tap-in vittorioso. 14° del secondo tempo, occasionissima per l'Istrana. Batte Vettoretto, il pallone che scivola sul secondo palo. Ancora cerca di andarsene Gazzola, non ci riesce perché scivola. E allora poi Capitan Furlanetto blocca tutta la ripartenza della formazione di casa. Paura per la compagine, per la retroguardia arretrata della compagine di casa, della compagine della Bella, che ha rischiato in questo frangente. Lo ha visto Sakayeva, aveva spinto da tergo. A dimostrazione di che i vecchi marpioni dell'Istrana possono in qualsiasi momento far male. Sì, e poi c'è quel vecchio marpione che si chiama Massimo Zanatta in panchina, classe 1978, che ancora gioca. Fate un po' voi i conti dell'età e tra l'altro segna ancora, quindi signori miei. Poi tra l'altro con Zanatta con Pieve ha sempre un brutto ricordo, per quanto lui sia il bel ricordo, ma brutto per l'Eclisse. E ricordiamolo infatti che l'anno scorso ha fatto il bello e il cattivo tempo, proprio su senza che nessuno dicesse nulla o facesse nulla in campo. Però per il momento non lo vediamo andare a riscaldarsi. Se lo farà entrare Bonaldo lo userà proprio secondo me negli ultimi minuti per tentare il tutto per tutto. Attenzione a Segat che è fuori dalla marcatura completa, per fortuna ci pensa Mognon, un grande Mognon che va a chiudere ogni varco. Qui ha fatto un miracolo Mognon, perché se gli ancora Segat deve stare un attimino più attento. Mognon ha fatto un miracolo perché se gli scappa via e se perde anche lui il controllo è fatta per l'Istrana. Ha sbrogliato una situazione veramente difficile, ha recuperato il pallone per poi vedere. Cosa ha dato? Un fallo di mano? Un fallo di mano da parte di Janko. Sì, Mognon veramente strepitoso come sempre. Sì. Furlanetto per Guzzo. L'Eclisse sembra aver esaurito la spinta offensiva. È chiaro, forse del fatto chiaro che anche Marco che non puoi, la signora squadra davanti. e che non puoi tenere un ritmo forsennato per tutti i 90 minuti, quindi direi bene, insomma, finché ripeto, finché è questo l'assetto, finché è questa l'Eclisse ci sta bene, lo diciamo perché siamo stati anche abbastanza critici nelle partite scorse, nelle partite di qualche mese fa, insomma, però come dicevi tu anche in inizio di collegamento, la formazione di casa sta giocando bene, lo ha fatto in diverse occasioni in questo mese, in questi mesi, giocando contro le prime della classe a viso aperto, giocandosi la partita e giocando bene, come oggi tra l'altro con l'Istrana che non scordiamoci viene
anch'essa da un periodo molto buono di campionato. Viene dentro Damuzzo, poi anticipato proprio all'ultimo istante da Capitan Furlanetto, che mette fuori la palla ma insiste la formazione di casa, vede che è un buon momento e allora dalla vedova, bello il taglio, bellissimo il taglio, fuori gioco. Fuori gioco. Dobbiamo dare credito all'assistente che sicuramente è Io in linea, è molto... non dico nulla, perché effettivamente loro sono lì per questo e mi fido ciecamente. Poi guarderemo insomma se abbiamo bellissima però l'azione, bellissima. Taglio perfetto di Saneto. meritava il gol, niente da dire, tutto però bello. tutto bello, niente da fare. Purtroppo, tra l'altro, avrebbe segnato Sané, quello più meritevole in questa gara, veramente sta giocando molto bene. Adesso Janko subisce fallo a metà campo, si arrabbia Janko, deve stare tranquillo, deve ricordarsi che è stato già ammonito, non può dire, immaginiamo quello che sta dicendo all'arbitro in questo frangente. Janko nella sua lingua. Sì, Janko che ha guardato Sakayeva e gli ha... Mamma mia, attenzione, devi metterla dentro. Sì, non passa questa volta il pallone. Adesso viene dentro molto bene basso, ma viene anticipato all'ultimo. Sakayeva, diciamo che è stato si sono guardati lui e Janko gli ha detto vai sulla fascia, e ha dovuto andare sulla fascia ancora più distante. E allora va in avanti la formazione di casa con Sakayeva che viene a prendersi palla, poi lo stoppa malissimo, riesce a rimediare in qualche maniera Segat, anzi non era Segat ma era Riva, indietro Damuzzo per Demin per Segat, eccolo Segat, alza la testa, qualche problemino prima con alcune decisioni di dove mettere questa palla, poi attenzione, adesso si guadagna il fallo Janko e qui è bravo. Janko si è guadagnato il fallo solamente guardando l'arbitro. A dire del peso specifico che ha il giocatore. E qui è bravo. È stato bravo perché bravissimo. Doveva darglielo. Un'altra cosa ti dico che è salito di tono della vedova. E finalmente perché latitante per tutto il primo tempo, adesso anche l'imbucata per una cinquantina di minuti. Ma non è colpa sua perché sì, non è colpa sua perché lo hanno imbrigliato in mezzo ai centrocampisti, quindi niente da dire. Palla buttata in avanti con qualche difficoltà. Riva ancora per Sané che non passa questa volta, peccato perché si era involato. Il ragazzo si era involato sulla sua fascia. La chiusura di Frassetto che ha proprio praticamente tolto il pallone con la testa da un'eventuale azione pericolosa. Di nuovo si propone ancora sulla fascia destra del campo la formazione dell'Eclisse, butta dentro. Listrana ancora in difficoltà, il colpo di testa, Sakayeva che la mette a terra. Sakayeva che commette fallo, poi travolgendo il suo diretto avversario. Sì, poteva fare altro, per carità, se l'è trovato di fronte. Di fermare la palla e fare uno stop a seguire, ma poi c'è stata la chiusura dei difensori. Sakayeva non ha fatto altro che commettere fallo. Sì, non poteva fare altro, aveva cercato di rientrare per andare al tiro. Bravo Segat. Poi c'è gamba tesa in mezzo al campo, l'arbitro vede tutto, deve fermarti. C'è ancora l'arbitro lì. Damuzzo si arrabbia, ma ha ragione l'arbitro. Anche se Sakayeva manda a quel paese l'arbitro, però che cosa può fare l'arbitro? Batti il pallone 10 metri sì, dopo. Le aveva tutte perché era girato, sì. Stava parlando stava aspettando che il giocatore dell'Eclisse si rialzasse. Cosa vuoi di più? Demin non passa, Demin dietro per Segat, attenzione, Segat sventaglia, l'imperativo è cercare Sané, però non così. Furlanetto indietro tutto con rischi, ma c'è Berti che la allunga. Segat va di testa, non ne ha persa una Segat. Possiamo dire che Segat ha giocato così nella fase di impostazione di gioco, però a livello difensivo molto bene. Adesso spero di non venire smentito immediatamente, ma penso proprio di no.
palla che termina fuori in fallo laterale, gettata da Demin ancora in chiusura su Garbuio, anzi su Vettoretto. Io ti dico una cosa, caro Mirko, lo 0-0 sta stretto all'Eclisse e hanno pienamente ragione. Lo so che sta stretto, però sai, come dicono, non c'è fallo, giustamente, bravo l'arbitro, e adesso prova a ripartire, però come dicono, stavo con... Allora, qui c'è stata un'intrataccia di Damuzzo che nel campionato inglese avrebbe riscosso gli applausi di tutto il pubblico, di 25.000. Qui invece a Pieve il mugugno di qualcuno. Ma sai che l'ho fatto anch'io il mugugno, perché tra l'altro erano in due, lui e un altro giocatore di Pieve, sì, Janko, quindi un po' così. Ancora, però è un po' lo spirito di Damuzzo, vedete anche in questa occasione è andato in scivolata, ha preso palla, è andato a combattere ancora e ha guadagnato la rimessa in gioco su Frassetto, su Rumiz, che non è riuscito a venirne fuori. E a dimostrazione che ci credono, nel bottino pieno della vedova ha scosso il capoccione di Damuzzo. Sì, lo ha consolato. Janko che non vede la palla, Damuzzo ancora di testa. Anche qui fallo del difensore con una spinta, però l'arbitro davanti lascia correre. L'ha lasciato correre, questa volta però ci poteva anche stare la spinta da Tergo, perché è andato su di testa, e quindi dai, io quelle che non posso vedere sono quei falli che vai con la spinta prima. Qui per esempio io avrei fischiato il fallo, perché gamba tesa di Rumiz. L'Istrana prova a spingere adesso, però lo fa con idee non molto chiare. Vettoretto che la tiene dentro in qualche maniera, Vettoretto ancora che cerca di andarsene, ma Demin è bravo a costringerlo e a portarsi la palla fuori. Protesta anche lui con l'assistente di linea, va bene così? Ho detto assistente. Protesta con l'assistente, palla tra le mani di Demin che deve liberarsene, lancia lunga per la spizzata molto bene di Janko. Damuzzo in progressione difensiva, ancora palla lanciata via. C'è anche la prima sostituzione per la formazione di casa e la seconda sostituzione per quanto riguarda la compagine di Istrana. Allora entra il numero 13 per quanto riguarda l'Istrana ed esce il numero 3 Frassetto, quindi dentro il 13 e fuori Frassetto al minuto 25 del secondo tempo. E poi per la compagine di casa mi sa che esce, vedo Damuzzo lì, ed è lui? Sì, dovrebbe essere Damuzzo. Sì. Esce Damuzzo, esce l'8, quindi esce Damuzzo sempre al 25esimo del secondo tempo ed entra il numero 18 che è De Faveri. Altra prova per De Faveri, altra prova per Francesco De Faveri, insomma, che deve andare a confermarsi, insomma, un classe 99 che ha possibilità, naturalmente. Buono il primo intervento suo, si sa che nel primo intervento quando entri in campo deve essere vittorioso, altrimenti inizi male. Qui iniziava bene invece con il numero 13 Gasparini che prova a sostenere i suoi, guadagna una rimessa in gioco con le mani che la compagine ospite dell'Istrana va alla battuta. Gasparini lungo, mette dentro, buona questa palla, ancora cercato il cross. Vettoretto si aiuta con il braccio, con la mano, e allora l'arbitro è costretto a fermare il gioco. Può riprendere la formazione dei bianchi di casa con il tentativo di Basso di andarsi a pescare e a trovare Sakayeva, che poi fa proseguire per la spallata, e il tentativo di giocarla al volo di Janko, però non fortunato. Palla che termina fuori, si potrà giocare ancora con Marco Rumiz, palla tra le mani, cerca il compagno libero dietro a sé, e allora il rinvio lungo per cercare un colpo di testa da parte degli avanti, che però vengono bloccati dalla
formazione dalla retroguardia di Pieve con Riva in mezzo al campo che prova a verticalizzare, ci riesce anche con Dalla Vedova che rimane in piedi, poi c'è quella gamba tesa, l'arbitro lo lascia andare, secondo me altro errore per quanto riguarda questa palla giocata, però insomma ha lasciato forse per il vantaggio. Bravo Sané che gira tutto dalla parte opposta, è un ottimo Sané quello di quest'oggi. Sakayeva che perde il tempo e qui commette fallo, e qui commette un brutto fallo, perché ammonito Sakayeva. Posso dirti che è un brutto fallo questo? Posso dirti che forse è più arancione che giallo? Sì. Sarà Vista che noi, dalla nostra esatto, prospettiva. bravo, stavo suggerendo io, sarà che noi lo vediamo da questa posizione ed eravamo in favore di fallo, però ti dico che si è allargato volontariamente il braccio di Sakayeva, non voleva sicuramente prenderlo, aveva provato ad allargarsi, ha allargato un pochino di più. Però insomma gli è andata bene. Vettoretto che da signore qual è non ha fatto non ha detto sceno, niente, non ha detto anzi niente. ha aiutato l'avversario Sakayeva da rialzarsi. No, ma Vettoretto un grande giocatore, classe 1988, anche lui uno dei vecchi tra virgolette del gruppo di Bonaldo, insieme a Gazzola che è un 91, insieme a Garbuio che è un 92, e poi in panchina vi dicevo Massimo Zanatta che è un 78. Gazzola e Mognon, tra l'altro ex compagni di squadra all'Union CDP. È vero. E si sono incontrati più volte anche quest'oggi. Bravo Mognon, ancora ferma una imbucata perfetta che se passava sarebbero stati guai grossi per la formazione di casa. E non per niente Mognon ha i gradi anche del capitano, perché personalità, forza, mai una palla buttata via in maniera banale. Mai una protesta, insomma. Mai una protesta. Che brutta questa svirgolata di Capitan Furlanetto dalla parte opposta. Fortunatamente gli è andata bene, che non c'era nessuno dietro. Hai visto però che nonostante tutto poche le sfuriate da quella parte di Sané nel secondo tempo. Allora pensiamo che ci sia la stanchezza prima di tutto, perché viene in avanti ancora la formazione di casa con l'anticipo molto bene di Guzzo su Janko che non trova più il pallone, lo trova adesso Janko che manovra e cerca di andarsene, ci riesce anche girandosi bene. Janko che cerca un compagno libero, lo trova, lo mette in mezzo, purtroppo non arriva nessuno, ancora Segat che si appende all'uomo e adesso l'arbitro dice che può bastare. Sì, si è visto il numero di Gazzola diventare un numero che non si riusciva a leggere per quanto era tirata la maglietta. Sì, è un Sané che non svaria più sull'esterno, ma tende sempre ad accentrarsi. Ecco Zanatta, esce l'11, esce Garbuio ed entra Zanatta. 31esimo minuto del secondo tempo, dentro Zanatta. E doveva piazzarsi Zanatta lì al posto di Garbuio a fare a sportellate con Segat, che deve stare non attento ma di più. Buono il rinvio di Riva. Ah, ecco. Come? Sì, no, ha fischiato, Ha fischiato di lasciato qua. vedere se potevano giocare bene il pallone. Chiedo scusa. In avanti ancora oltre la metà campo la formazione di casa, anticipo netto di Rumiz su Dalla Vedova. Ti faccio notare che Sané si è spostato tutto a sinistra. Infatti stavo guardando, adesso non lo vedevo. Eccolo Sané che viene a farsi vedere da Demin, che faceva su, bravo, bella questo dialogo tra Janko e Sakayeva che passa il primo, poi questo pallone De Faveri che lo lascia, probabilmente pensava che ci fosse qualcuno dietro di lui, non c'era nessuno, invece sai che se andava battuta subito forse colpiva De Faveri. È occasione d'oro questa, non tramutata
da De Favri, che gran lavoro di Sakayeva che è in coabitazione con Janko. Purtroppo però manca la stoccata finale. Quello che avevamo sempre detto nei mesi passati, che mancava davanti o mancava a centrocampo, oggi possiamo dire che è mancata soltanto la risoluzione, cioè è mancato soltanto un po' di fortuna nel trovare la porta, perché tutto possiamo dire, ma che Janko, Sakayeva e Sané non ci abbiano provato, non possiamo dirlo. Ecco Janko ancora, Janko che viene a trovare un calcio d'angolo ed è il sesto, se non erro, per quanto riguarda la formazione di casa, che andrà alla battuta con palla inattiva. Vediamo che cosa nasce da questo traversone di Riva, che doveva partire dalla panchina, invece lo ricordiamo ha preso il posto nel riscaldamento di Tomasi, che ha avuto qualche problemino fisico e ha dovuto dare forfait alla gara. E allora arriva la battuta è lunga sul primo palo, ancora il tentativo, il colpo di testa ugualmente di Sakayeva, ma è debole, facile la parata di Berti, che non ha problemi per cercare il rinvio lungo per trovare Zanatta, anticipato dal suo diretto avversario, ancora verso Zanatta che è stato preso da Demin. Colpo di testa e allora può giocare ancora con la compagine ospite che prova a mettere ordine. Zanatta anticipato, Sané che perde palla, Sané che si è rispostato dalla parte destra del campo e allora guadagna il pallone, ma la palla termina fuori. Altra sgroppata di Sané, che questa volta non è fortunato perché il pallone termina in fallo laterale e allora oltre la linea. Sì, inesorabile la spinta di Sané, peccato che i compagni di reparto quest'oggi abbiano delle difficoltà a trovare la porta. Zanatta, anzi Vettoretto, che prova a ragionare a metà campo, ci riesce. Zanatta cerca l'anticipo e ci riesce Demin. I bianchi provano a ripartire con De Faveri. Buona questa palla su Sakayeva, che non riesce, non calcola bene, forse anche un po' il sole che gli dava fastidio, non ha visto questo pallone, perché secondo me se andava un pochino più indietro forse l'avrebbe presa. Cerca di girarsi, nulla. Furlanetto, manovra ancora, travolto Mognon, travolge Vettoretto. Beh, qui secondo me c'era il fallo. Sì, fallo netto, mi stupisco che l'arbitro non l'abbia. Infatti sembra chiedere quasi scusa. Sì, sembra chiedere quasi scusa, adesso ha allargato le braccia all'arbitro, forse non ha avuto il tempo materiale di fischiarlo, però sappiamo che c'è anche l'osservatore degli arbitri in tribuna, proprio salito apposta per vedere questo signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini, che ci è piaciuto nel primo tempo, nonostante poi abbia intervallato buone decisioni a decisioni un po' discutibili come quest'ultima, ma per il fatto che, io dico, Marco ha voluto provare a tenere una condotta, una linea, e poi ha dovuto provare a rimediare in qualche maniera, a cambiare, quindi quando si cambia in corsa poi non sempre si fa contenti tutti. Hai fatto un'analisi perfetta del comportamento fino a questo momento dell'arbitro, che ha diretto bene, fino almeno a questo momento non ha scontentato nessuno, ha lasciato giocare il giusto ed è intervenuto nel momento in cui c'era da intervenire per placare eventualmente. Altro cambio, esce il numero 4 Riva ed entra Diomandé. Minuto, lo guardiamo subito e ve lo diciamo immediatamente, 37esimo minuto del secondo tempo, dentro Diomandé che ha il numero 20. Per Diomandé 10 minuti in cui deve dare tutto assolutissimamente, anche perché i mezzi fisici ce li ha per poter essere protagonista. Attenzione al rimbalzo, Janko la mette a terra, bravo Janko.
Bravo Janko, pensavo avesse perduto la possibilità di farla girare, invece è riuscito. E bravo anche questa imbucata di Sakayeva. Buona questa imbucata di Sakayeva su De Faveri. Poi il pallone messo dentro, trova ancora in mezzo all'area un difensore della compagine ospite che mette fuori il pallone e dà un altro calcio d'angolo, che è il 7° calcio d'angolo per quanto riguarda la compagine di casa. Va lo stesso Sakayeva alla battuta, dentro c'è Diomandé, c'è il trenino classico con ancora Sakayeva che vede lo spiraglio e ha cercato il tiro a giro, però la palla si è alzata, è andata abbondantemente sopra i pali, sopra la traversa della porta difesa da Giacomo Berti, classe 93, portierone dell'Istrana. L'idea era buona, peccato che l'impatto con il pallone abbia fatto schizzare oltre la traversa il pallone stesso. Mognon, sempre lui, di testa, spizza Janko, nulla di fatto, torna indietro però perché l'Istrana è chiusa lì, non ha sbocchi. Applausi da parte dei sostenitori di casa che finalmente vedono giocare con un piglio deciso, buono, la formazione della Bella. Demin scaraventa in avanti, Janko che va al contrasto, lo cercava con il corpo, lo cercava con l'occhiata che aveva dato aspettando di vedere arrivare Marco Guzzo, che poi è arrivato, lo ha anche colpito ma l'arbitro ha lasciato giocare. Va dentro dalla Vedova che poi si gira, poi niente da fare, perde palla, può ripartire la formazione dell'Istrana. Attenzione a queste ripartenze, c'è Diomandé in mezzo che si prende palla e allora la tiene, poi la perde, queste cose non deve farle. Diomandé, ancora il pallone perso, lo tiene Rigato che va sulla fascia, cerca di andarsene ma trova l'intervento del numero 2 di casa, ovvero Francesco Basso, che mette palla in fallo laterale. Palla che viene recuperata ancora dalla formazione di casa e allora Sakayeva che deve alzare la testa, non guardare il pallone, alza la testa e lo fa male, perché avevo visto com'era partito, ha guardato soltanto il pallone senza guardare davanti e poi quando ha alzato la testa la copertura era già stata fatta. Sané che trova e prova a liberarsi, ci riesce anche, Sané è troppo stretto con Diomandé che spreca tutto, Diomandé per questo pallone che va sull'arbitro e allora da regolamento si deve far ripartire lo scontro, il gioco, dando il pallone appunto alla formazione che ce l'aveva sui piedi. Sì, due squadre che sembrano al momento in debito d'ossigeno, stanno aspettando gli ultimi minuti per fare tutto il possibile per sbloccare il risultato. Si è visto infatti che sia Janko che Sakayeva non sono andati a pressare il portiere, anzi gli hanno dato tutto il tempo per rinviare con calma. È cambiato qualche cosina nello schieramento, attenzione a Zanatta che cercava l'imbucata, c'era anche riuscito per Vettoretto, poi la palla viene riconquistata dai difensori, deve girarsi con più fretta Sakayeva che fa viaggiare il numero 18 De Faveri che viene dentro, subisce il primo fallo ma l'arbitro lo lascia andare perché rimane in piedi e allora Sané che questa volta non ha un bel controllo, poi va dentro e vediamo simulazione. Questa volta non ci sbilanciamo neanche nel dire che poteva essere fallo, perché come l'ho visto buttarsi e cadere ammonito anche dalla Vedova, come l'ho visto buttarsi e scaraventarsi a terra, avevo già capito che era simulazione. Numero 18 in campo, Alex Gasparetto per quanto riguarda la formazione dell'Istrana. Vediamo chi esce il numero 9, esce Gazzola che ha dato tanto e siamo all'incirca, andiamo a scoprire il minutaggio, 42esimo del secondo tempo, dentro il numero 18 Alex Gasparetto classe 2001, fuori invece il numero 9 Nicola Gazzola classe 91, che non ha inciso oggi. No, fortunatamente per noi. sì,
Un trio d'attacco schierato da Bonaldo di tutto rispetto, che però poi alla fin fine la formazione di casa è riuscita a contenere, diciamo anche abbastanza agevolmente, però non diciamo nulla. Segat che prova a rinviarla lunga, la palla termina fuori, ci sono 2 palloni in campo, adesso ne rimane uno, è pronto per la rimessa in gioco in maglia bianca il giocatore dell'Eclisse, che la butta lunga, il colpo di testa, la palla è lì, non se ne accorge Sakayeva che stava guardando da altra parte, palla che ha danzato vicino al suo corpo, la sua testa, nulla di fatto, la palla viene rigiocata con le mani, anche qui c'era un fallo secondo me con la spinta su Sané, palla che rimane lì, è un po' di confusione adesso, un po' la stanchezza che si fa sentire, un po' i cambi che sono stati fatti, è chiaro che snaturi un po' la fisionomia della squadra, e in effetti guarda, c'è il Capitan Furlanetto che sta dicendo ai suoi di salire, di provare ad allargarsi ed allungarsi perché sono troppo chiusi lì e danno la possibilità, bravo Mognon, e danno la possibilità alla formazione di casa di provarci ancora fino all'ultima. Janko deve girarsi, bravo Janko, che poi verticalizza tutto per Sakayeva. Sakayeva si mette in mostra e si mette in proprio, stavo per dire, perché pensavo riuscisse sì. Perché non capisco anche questo passaggio, invece di farlo in verticale ha allargato mentre Della Vedova stava facendo tagliando. la corsa. Mognon di testa, via ancora allontanata la palla, tutto dietro per Furlanetto che va ancora a pescare i suoi e adesso sembra accontentarsi di Strana, vuole provare a giocarla, a tenerla lì. Ti segnalo il vantaggio del Città di Caorle con l'Union Pro. Città 4 punti la distanza. Città di Caorle che ha messo una marcia improvvisamente positiva in questi mesi, ed è andata da quando possiamo dire che da quando l'Eclisse è andata a giocare a Caorle, da lì è partito un altro campionato della formazione caorlina, anche perché tra l'altro c'ha Dalla Barba che nonostante gli anni che ha, che sono parecchi, non diciamo quanti, continua a vedere la porta magnificamente. 3 minuti di recupero, continua a vedere la porta, e quando c'hai un giocatore che la porta la vede, la inquadra e sa dov'è, signori miei, possiamo dire che mezzo lavoro la squadra l'ha già fatto. E ripeto, non è un novellino, non è un giovanissimo, andate a vedervi l'età di Della Barba. Gioca tutto dalla parte opposta, Mognon che prova a spingere ancora i suoi in avanti negli ultimi minuti di questa partita, che è stata una gara giocata bene, molto bene. 45esimo che scocca adesso, quindi si giocherà fino al 48esimo, 3 minuti per quanto riguarda le due formazioni che devono concludere, devono stopparsi, devono fermarsi per quanto concerne questo lancio. Sané che viene dentro tutto solo, la mette dentro, c'è nessuno! E viene anticipato ancora una volta da un difensore ospite. Viene anticipato sia Janko sia Dalla Vedova. Quanta paura per la retroguardia della formazione di casa, con Segat che ci mette del suo, va a fare sportellate con Zanatta. Palla che termina indietro ancora, si perde un po' di tempo, come vi ho detto sembra arrangiarsi, sembra accontentarsi di Strana. L'arbitro fa ampi segni guardando il cronometro, dice tanto recupero tutto. La butta dentro, Zanatta che cerca il colpo di testa, non ne ha vista una con Segato oggi Zanatta, nulla da fare in questi minuti che è entrato. Dalla Vedova che ci mette il corpo, prova a spingere su Faccioni che sta controllando. Non ci sta Bonaldo perché però sembra che la squadra, secondo me, abbia tirato un po' i remi in barca, dice accontentiamoci di questo punto. Attenzione! Peccato
Era una bella palla di Diomandé per Janko che non riesce a controllarla, palla fuori ma palla già in campo e allora Janko dalla parte opposta, ma capisce tutto il difensore della formazione ospite era Rumic. Attenzione, dalla vedova esce bravissimo Berti e va a prendersi il pallone, lo tiene là, lo ferma lì perché non c'è nessuno davanti tranne quest'uomo che va a cercare di prendersela la palla. Zanatta non riesce, viene a conquistare palla invece Rumic, ancora Zanatta che si aiuta un po' con il corpo, riesce a lasciare per terra, attenzione a Zanatta ancora con la palla tra i piedi, fuori gioco del giocatore che era stato lanciato da Zanatta, e allora l'arbitro dice che può bastare così, finisce qui, è uno 0-0 che, Marco, come abbiamo detto, secondo te ci tranquillizza, ci rattrista o ci... È il classico 0-0 dai due volti, nel senso che lo 0-0 lascia l'amaro in bocca per il risultato di oggi, però lascia ben sperare per il futuro, perché l'Eclisse non ha subito l'Istrana che era più avanti di lei in classifica, ha condotto il gioco per larghi tratti, ha avuto le occasioni migliori, ha avuto una supremazia territoriale imponente, però non è riuscita a sbloccare il risultato ed è mancato solamente il gol. Quindi 18 punti per l'Eclisse, 26 per l'Istrana, questo dopo la partita di oggi, ed è uno 0-0 che, come diceva Marco Mazzocco, collega della Tribuna di Treviso, non ci soddisfa per quanto riguarda insomma l'esito finale. Un paio di gol sicuramente l'Eclisse questa sera li avrebbe meritati. Per quanto riguarda Mirko Villanova e per quanto riguarda Marco Mazzocco, direi che è tutto, ci risentiamo non tra 15 giorni ma domenica prossima, c'è il partitone contro il Treviso. Domenica prossima ci sarai? Sarai presente? Ma assolutissimamente sì, molto anche bene, farlo in tua compagnia è sempre un piacere. Molto bene, ringraziamo Marco Mazzocco e salutiamo anche il nostro tecnico Enzo Russo, e linea allo studio definitivamente. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.